E allarme silenzio in Sardegna. Sempre più giovani adulti scelgono il no contact e spariscono dalla vita dei genitori, proprio a Natale. Una decisione drastica che sta dividendo le famiglie sarde tra Cagliari e Sassari. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se ti interessa conoscere e magari anche parlarne di come cambiano i rapporti nella nostra terra, iscriviti e lascia un like. Il fenomeno esplode tra i tentenni di Cagliari e del resto dell'isola, stanchi di relazioni tossiche, manipolazioni e violenza psicologica. Non è una moda passeggera. Molti giovani della Sardegna decidono di bloccare chiamate e messaggi per tutelare la propria salute mentale, rifiutando cene e pranzi forzati perché è Natale. Ma perché proprio ora questa frattura sta diventando così visibile anche a Sassari e nelle zone più interne? Spesso dietro lo strappo ci sono anni di svalutazioni e controllo invasivo. Molti raccontano che dopo aver interrotto i rapporti il primo beneficio è stato fisico, meno ansia e fine dei recatti motivi. Eppure il giudizio sociale nell'isola resta pesantissimo, etichettando chi si allontana come figlio ingrato. Gli esperti confermano: le feste a Cagliari amplificano i conflitti, trasformando le riunioni in prove insostenibili. Se il dialogo è manipolato, la distanza diventa l'unica via di fuga. In tutta la Sardegna questo cambiamento culturale sta mettendo il benessere psicologico davanti all'obbligo morale del sangue. È un dolore che colpisce chi se ne va e chi resta escluso. Tu cosa ne pensi? È giusto mettere la propria serenità davanti ai legami familiari o il Natale dovrebbe unire a ogni costo? Questo secondo me è un argomento molto interessante su cui discutere, che vale anche per altri contesti, quindi se ti va mi piacerebbe parlarne insieme. Arrivati alla fine, io ti ringrazio per aver guardato questo video su un tema così delicato. Un caro saluto, ti auguro di passare queste feste in totale serenità, qualunque sia la tua scelta, e noi ci vediamo alla prossima.